Numero 3476 dei deputati Piras ed altri concernente iniziative per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture in Sardegna, in particolare in considerazione dei recenti eventi alluvionali. L'onorevole Piras ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente, onorevole Ministro. Siamo qui a chiederle che intenzioni ha il Governo per la ricostruzione in Sardegna e per la pronta ricostruzione delle infrastrutture. Sono state dette tante parole in questi giorni, sono state viste tante immagini, scattate tante fotografie di quel disastro immane che ha prodotto 16 morti e attualmente ancora 2 dispersi. Io non ho altre parole da aggiungere se non dire che i restanti secondi del tempo a mia disposizione lo passerò in silenzio in ricordo di quella tragedia e perché non venga dimenticata con lo spegnersi delle telecamere. Grazie. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi ha facoltà di rispondere per 3 minuti.